Intimamente Donne in Campo CIA Veneto vuol dire anche solidarietà. Ne parliamo con Cinzia Pagni, presidente di Aseos. Allora, che cos'è Aseos, Cinzia? ASES è appunto agricoltori, solidarietà e sviluppo, e con queste belle 4 serate così divertenti e anche in comunione di momenti conviviali come si sta a tavola, viene fatta una donazione ad un progetto concreto che ASES sta portando avanti in Paraguay. Di che cosa si tratta? Abbiamo un protocollo con il Ministero dell'Infanzia e della Formazione, con cui vengono recuperati dei ragazzi di strada di Misiones attraverso l'agricoltura. Questi ragazzi appunto sono al di sotto della soglia della povertà, malnutriti e molto spesso cadono in tratte di sfruttamento e anche di droga. E questo con la solidarietà di ASES, la solidarietà delle donne in campo venete, della CIA veneta, possiamo realizzare dei percorsi di recupero. Appunto abbiamo iniziato con dei campi di ortaggi e invece nella seconda metà dell'anno inizieremo con l'allevamento, e questo servirà a recuperare intanto se stessi con il lavoro e la fatica della terra, alla coltivazione, alla cura e anche al loro sostentamento. Grazie a Cinzia Pagni per questa bella iniziativa e naturalmente in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.